Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Una vera e propria Santa Barbara con armi, munizioni ed esplosivo è stata scoperta dai carabinieri in una casa popolare di Castelmaggiore alle porte di Bologna. Era custodita da Giuseppe Frassino, uno dei fiancheggiatori di Nicola Acri, Occhi di Ghiaccio, il boss dell''ndrangheta di Rossano, ricercato dal 2007 e arrestato nel capoluogo emiliano dai militari del ROS e da quelli dei comandi provinciali di Bologna e Cosenza. L'arsenale è stato scoperto durante le perquisizioni domiciliari seguite all'arresto del super latitante. Un cacciatore, Antonio Giovanazzo, 35 anni, è stato ucciso ieri nel Regino durante un tentativo di rapina dell'arma. Giovanazzo, originario di San Giorgio Morgeto, era residente a Polistena e assieme ad un altro gruppo di cacciatori si era recato per una battuta in una zona di Cittanova. Sarebbe stato raggiunto alla testa morendo sul colpo. I malviventi, dopo aver sparato contro la sua vettura, hanno fatto scendere gli altri 3 cacciatori, sottraendogli 5 fucili. Indagano i carabinieri. È la zona del Crotonese la meta preferita per gli sbarchi di immigrati. Dopo quelli delle scorse settimane, nel pomeriggio di ieri un veliero battente bandiera russa con a bordo 137 persone di origine irachena e bengalese è stato intercettato da un guardiacoste del reparto aeronavale della Guardia di Finanza ad 11 miglia da Punta Alice. Sbarcati al porto di Crotone, i 137 clandestini sono stati, dopo le procedure di identificazione, accompagnati nel centro Sant'Anna di Isola Caporizzuto. Le forze dell'ordine intanto stanno indagando per cercare di scoprire gli eventuali scafisti. Anche in Calabria si iniziano a vedere i primi passi della società civile nella lotta quotidiana contro l''ndrangheta. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, durante il seminario di studio 'Ndrangheta la ferita, in programma da oggi a giovedì nella città dello Stretto. In un messaggio inviato, il presidente della Repubblica, Napolitano, ha espresso il suo vivo apprezzamento per un'iniziativa di grande importanza e di alto valore simbolico che permetterà di individuare strategie di contrasto ancora più valide. L'ospedale di Crotone sarà una delle 8 strutture SPO che non saranno toccati i servizi già presenti. A dirlo è stato il presidente della regione, Giuseppe Scopelliti, presentando in città il piano di rientro dal debito sanitario, per il quale è commissario straordinario. Chi ha fatto polemiche su questo, ha aggiunto, lo ha fatto strumentalmente o forse ha governato prima e non ha fatto le scelte che avrebbe dovuto. Ci sono stati troppi sprechi, ha sostenuto Scopelliti, ed è il momento di innescare un meccanismo virtuoso. Dovevano sfilare a Catanzaro, a poche centinaia di metri di distanza, un corteo del coordinamento antifascista ed uno del movimento di estrema destra Alternativa Popolare. Alla fine però quest'ultimo ha rinunciato, una decisione questa arrivata dopo che il questore aveva ridotto il percorso dei cortei per evitare tensioni. In piazza solo il coordinamento antifascista. Hanno partecipato in centinaia alla manifestazione promossa dal centro sociale La Riscossa dopo le 2 aggressioni registrate nei giorni scorsi in cui sono rimasti feriti 2 esponenti dell'estrema sinistra. Tra loro moltissimi giovani, oltre a politici e rappresentanti delle istituzioni, tra cui Luigi De Magistris. Il presidente del Rotary Club Catanzaro, Luigi Noto, ha presentato 2 progetti, Alma Mater e Punto Rotary. Della Casa dell'Accoglienza, che sarà inaugurata il 12 febbraio 2011 nei locali della Casa del Bambinello Gesù, si occupa Alma Mater, che è dedicato ai piccoli degenti del polo oncoematologico dell'ospedale Pugliese Ciaccio e alle loro famiglie. Nel Punto Rotary, invece, ubicato al piano terra dello stesso immobile, persone in difficoltà troveranno la presenza di volontari rotariani e non del mondo delle professioni, pronti a dare un aiuto. Il Comitato Provinciale per l'Unicef di Catanzaro ha celebrato il 21° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 2 i significativi momenti dell'iniziativa. Alle 10 nell'Auditorium Cassiodoro dell'Istituto Fermi di Catanzaro Lido si è svolto un incontro dibattito sui diritti dei bambini. A seguire la finale del torneo di calcio maschile e femminile fra gli studenti degli istituti superiori. Questa sera affari accesi sul posticipo della 16ª giornata della Serie B-Win, che vedrà la Regina impegnata sull'ostico campo della capolista Novara. Gli Amaranto, in caso di vittoria, aggancerebbero il secondo posto. Battuta d'arresto invece per il Crotone sabato a Bergamo contro l'Atalanta. A segno tiribocchi e pettinari per i bergamaschi. In prima divisione Cosenza KO in casa contro il Siracusa. I Lupi, dopo essere passati in vantaggio con Matteini, si sono fatti rimontare da Mancino e Bufalino. Turno di riposo per la seconda divisione.